Buongiorno, adesso è il turno dell'architetto Luigi Santagati, storico molto apprezzato, ha pubblicato numerosi saggi e volumi riguardanti principalmente la viabilità antica della Sicilia, è membro della Società Nissena di Storia Patria, cofondatore della Consulta regionale delle società di storia patria siciliane e coorganizzatore del Convegno internazionale di studi della Sicilia antica, che si svolge ogni anno a Caltanissetta. Ha realizzato in numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali. Prego, professore. Oggi parlerò della via Valeria romana, che era l'arteria decisamente importante che da Messina portava verso Palermo e poi proseguiva verso Trapani. Una via costruita, ritengo, già a partire dal III secolo a.C., ma ovviamente dotata di infrastrutture quali i ponti solo a partire dal II secolo, fino ad arrivare anche a costruzioni che risalgono al II secolo d.C. E Luciano, se mai io ti chiedo ogni volta, guardi, andare avanti, grazie. Qui si può vedere, sì, grazie. Qui possiamo vedere il tracciato in rosso della via Valeria. Io l'ho fatto partire dal faro e poi seguendo all'incirca la costa è arrivato oltre Palermo. A Partinico si divide in due parti, ha un percorso un po' complesso e una parte puntava su Marsala, l'altra parte puntava su Trapani. Possiamo andare avanti. E allora, questa ricerca che io qui sto presentando fa parte di una ricerca ben più ampia sulla viabilità della Sicilia antica, e proprio ricordavo poco fa con il professore Trovato che 15 anni fa a Marianopoli, nel 2002, ad un mini convegno in cui eravamo presenti ambedue, presentai per la prima volta gli studi sulla viabilità antica della Sicilia, un discorso che mi porto avanti ormai da una ventina d'anni e ci vorranno ancora anni per poterlo finire. E ovviamente ho creato un database riportante diversi milioni di dati, realizzato con AutoCAD, e lavoro su una scala a 1 a 1,478, cioè direttamente in miglia romane, e per cui quando faccio la lettura ce l'ho immediatamente in miglia romana invece che in metri o in chilometri e poi dover fare il passaggio. Credo forse di essere l'unico al mondo che possiede una pianta della Sicilia a questa scala così decisamente anomala. Se vai avanti, grazie. E quali parametri ho utilizzato per datare i ponti romani? Io ho utilizzato 7 parametri: la comparazione, e quindi è un'analisi stilistica per arrivare a questo, la collocazione su determinati itinerari stradali, la maniera di costruire, la maniera tecnica proprio di costruire e assemblare i singoli elementi dei ponti, l'uso dei materiali costruttivi, il riempimento dei rinfianchi, che è estremamente importante. Il rinfianco sarebbe la parte centrale del ponte che non si vede, l'utilizzo delle unità di misura romane e a volte anche l'uso dei fori pontiari. Sono gli elementi unici che non sono stato certo io a scoprire, ma che vengono da secoli di studio sopra i ponti romani. Ora, qui c'è un esempio di un ponte abbastanza famoso qua in Sicilia, che è il ponte di Capodarso. A sinistra vedete il ponte come fu rappresentato da Howell nel 1777, un arco unico, le schiera d'asino. Il progetto di trasformazione in alto nel 1862 è quello che ne venne fuori. È un esempio per capire che nei secoli i ponti spesso hanno subito trasformazioni che li hanno totalmente alterati, facendoli diventare un altro oggetto. E questo vale particolarmente anche per ponti di età romana,
come ponti Caeni e Gaeni, rispettivamente alle terme di Cefaladiana e a Misilmeri, che oggi sono tombati dal cemento armato nella parte superiore e nelle parti laterali. Per scoprire il ponte, effettivamente ancora di origine romana, andando sotto si possono trovare i paramenti murari antichi. Se andiamo avanti, e sapete, diversi che mi seguono, che fra breve, spero in tempi di mesi, pubblicherò il mio libro sui ponti antichi di Sicilia, un volume notevole perché sono 556 pagine, con il ritrovamento di più di 500 ponti antichi, che mi hanno permesso finalmente di avere un'idea chiara sulla intera viabilità siciliana. Addirittura un centinaio di ponti risalenti all'età romana che, come presentai nello scorso convegno a Santa Lucia del Mera, aprono degli squarci inediti sulla storia della Sicilia, sia della Sicilia romana che poi della Sicilia che io chiamo feudale, relativa cioè al periodo che va dal 1550 al 1750, in cui vennero realizzate centinaia di ponti, circa 300, oltre addirittura penso intorno a 2000 km di strade selciate. Cioè anche questo è uno squarcio nuovo su una Sicilia sconosciuta, un settore storico totalmente inesplorato. E no, se poi ritornare, se restare indietro, e mi sono fermato nella pubblicazione perché prima ho avuto necessità di sentire un parere più che autorevole, quello di Giovanni Uccelli, che mi ha onorato della sua amicizia ormai da diversi anni, a cui ho trasmesso nel tempo i vari stralci del lavoro, e che mi ha risposto l'ultima email, che risale al 21 febbraio di quest'anno, in cui mi dà, diciamo, l'ok, si può pubblicare, no? Nel senso che avendo visto tutto mi dice il lavoro è notevole e quindi secondo me è ormai maturo per essere pubblicato, e spero che scenda lui stesso per la presentazione di questo volume. Ormai lui è in pensione, quindi ha più possibilità di poter fare qualche cosa di simile. E allora partiamo a analizzare meglio la via Valeria, che è la via più importante probabilmente della Sicilia romana. E allora si parte da quello che era qui l'approdo, che era il punto più breve tra Cannitello, dove c'era la cosiddetta colonna finale chi veniva dal continente, si passava poi qua, dove esiste una struttura portuale che ora vedremo in foto, e poi questa via scendeva a Rasente e la costa verso Messina. Andiamo avanti. Queste sono le strutture semisommerse che si trovano a Gazzitri e che ho preso da un testo di Giuseppina Silena, pubblicato alcuni anni fa, e sono costruiti in calcestruzzo tecnica romana. Ovviamente ha avuto dei problemi di erosione nei secoli, però sono strutture portuali analizzate, generalmente anche se poco conosciute. E qui riporto le misure classiche: a traietto Messana, dove nell'itinerario antonino si parla di 12 miglia, in realtà la misura reale è 6,7 miglia. Andiamo avanti. Allora, qua siamo all'incrocio tra la via Valeria e la via Pompeia, che porta verso Catania. La via Valeria prosegue salendo in questa maniera verso Palermo. Andiamo avanti. Passava dalla cosiddetta Badiazza, quel bel monumento di epoca normanna che è sempre presente quando cerchiamo qualcosa sulla Sicilia antica, poi da Ibis, come vedete, poi passava sulla costa da Divieto, Villafranca, e poi c'era una deviazione per quello che doveva essere il ponte Baronello, almeno questa è l'indicazione generica che oggi ne diamo, ne parla appunto anche Giovanni Uccelli,
praticamente ne troveremo diverse volte questi diverticoli, ci sono anche sulla parte ionica, perché quando c'era buon tempo si passava direttamente, ma quando nel periodo di pioggia non si poteva superare la fiumara, allora si tornava indietro verso il punto in cui era possibile costruire un ponte e quindi creare questo diverticolo. Se andiamo avanti, questa è l'immagine del torrente Saponara nel luogo in cui doveva esserci questo ponte, ma ormai non c'è più nulla. E qui c'è Roberto Motta che ho spedito a fare le foto, simpaticamente si è prestato, non solo queste ma tante altre, è uno dei tanti amici, decine e decine di amici che in tutta la Sicilia mi hanno aiutato in questa ricerca enorme che ormai, ripeto, dura da tanti anni. Non ha trovato nessuna traccia, ma è abbastanza comune questo. Prego. Questa è l'altra parte, si prosegue, si passa vicino Spatafora e viene superato qua il torrente Muto in quello che era il ponte del Muto, anche a volte si pensa che questo Muto possa essere, che esistono altri ponti di età romana allocati in altre parti dell'impero che si chiamavano Ponte Muto, e potrebbe essere l'alterazione della parola mutatio. Il fatto che io abbia trovato che esistono altri ponti in altre parti dell'impero con lo stesso identico nome mi fa sospettare che effettivamente ci sia concretezza in questa ipotesi. Prego. Allora, arrivato poi verso la piana di Milazzo, in corrispondenza di quello che qui vicino, allora in questo punto c'era l'antica Santa Lucia del Mela e qui c'era un ospitale, entra dentro e scende verso, puoi andare avanti, ok, grazie, verso San Filippo del Mela, dove esisteva un ponte di Meripero di cui anche qua non abbiamo nulla. Poi scendeva in quella che oggi è Barcellona Pozzo di Gotto con un ponte di cui abbiamo sicurezza, che era il ponte Caulo di Sanni, e il ponte di Barcellona di cui non abbiamo nessun dato se andiamo avanti, anche perché, come potete vedere da una ripresa aerea di Google, ormai sono tombati questi torrenti, per cui anche volendo andare a cercare qualche cosa c'è più nulla. Ok, e superato Barcellona Pozzo di Gotto, la via Romana passava sotto Villa Torre Terme, però con una deviazione che doveva portare anche questo a un ponte di cui non abbiamo più nulla, un possibile ponte, è l'unico posto adatto in cui poteva essere costruito un ponte anche attualmente. E diciamo questa è una pura ipotesi, ma questa è sicuramente la via, non ci sono dubbi su tutto questo. Passava sotto Formoli, se andiamo avanti, per poi puntare su Falcone in questa maniera. Se avete notato sino ad ora, la linea raramente segue la costa, perché le coste erano spesso impaudate, spesso difficoltose a passare. Vi ricordo che l'unica via che permise finalmente un collegamento decente tra Palermo e Messina fu iniziata a costruire a partire dal 1834, quando finalmente potevano essere anche utilizzati gli esplosivi. Lo stesso avvenne anche per la costruzione della via su Taormina. Esistono curiose cronache del tempo che raccontano che andavano a vedere al largo quando c'erano le esplosioni per poter vedere questa roccia che saltava, perché doveva essere un momento importantissimo e sotto questo punto di vista era la prima volta che venivano impiegati in Sicilia gli esplosivi per fare saltare la roccia, per creare le condizioni per costruire la strada. Tutti questi tracciati vengono da un'analisi attenta delle piante più antiche possibili, ricognizioni effettuate sul posto, e poi vengono fuori le certezze, come è capitato venerdì venendo qua. Sono andato alla ricerca del Ponte Grimo, ora ne parleremo. Potevo avere dei dubbi, ma arrivato lì abbiamo trovato
la Regia Trazzera, Caronia, San Fratello, Selciata. Il Selciato purtroppo è quasi tutto ricoperto da asfalto, e quindi ti viene fuori la certezza che era proprio quella la via che andavi cercando. E qui, no, se resti un attimo indietro, ecco, qua avevamo il ponte di Oliveri in questo punto, di cui abbiamo conoscenza storica documentale, ma anche qui ben poco, e questo ponte era un ponte largo appena 2,10 metri, oltre i parapetti, quindi un ponte abbastanza curioso sotto questo punto di vista, che consentiva al massimo il passaggio anche di un carro, anche se è una via concepita soprattutto per il passaggio a piedi e a dorso di muro delle merci. Raramente questa via consentiva il passaggio carrabile, perché le vie romane costruite in Sicilia erano tutte vie terranee, cioè a fondo naturale, anche se lavorato, non erano assolutamente vie selciate. E questo è un ponte anomalo, perché questa larghezza così piccola di 2,10 metri è veramente anomalo rispetto alle larghezze di tutti i ponti romani di cui ora piano piano andiamo parlando. Prego. E qui abbiamo un primo riscontro sia dalla tavola peutingeriana che dall'itinerario Antonini. Abbiamo le distanze. L'itinerario porta da 36 miglia, conferma la tavola, in realtà è 38,45 miglia. Anche questo non corrisponde assolutamente. Prego. Da questo punto la via, abbiamo appena lasciato Tindari, è una via un po' tortuosa. Qui c'è Mongiovi, che mi piace ricordare in questo momento, che probabilmente è un toponimo che deriva dall'ordine cavalleresco di Mongioi dell'Aragona. C'è un altro Mongiovi anche in provincia di Agrigento. Le varie supposizioni, Monseiovis e compagnia bella, non mi pare che abbiano nessun piede. Superava questo problema di Tindari, scendeva e si buttava verso l'attuale, come si chiama il luogo sotto non riesco a ricordare in questo momento, verso San Giorgio. Arrivata a San Giorgio, e qui ho pubblicato, l'ho presentato al convegno che facemmo a Montalbano Licona 4 anni fa, è stato pubblicato, per chi l'abbia visto, sulla rivista Sofia dell'Officina di Studi Medievali. Ho pubblicato tutto questo percorso. A San Giorgio, qui saliva la via fino a superare in questo punto il valico di Gioiosa, per poi riscendere verso Gioiosa Marea, e in questo punto ho trovato questo ponte, il ponte di Gioiosa Marea. Ora lo vedrete con il ponte romano di Torre Nova. Mi riferisco particolarmente a Titta Costantino, è venuto con me a pigliare le misure, anche lui coinvolto, le foto l'ha fatte lui di questo ponte. E vedete qua il ponte e la parte in cemento armato nuova, è una di quelle. Vi ho voluto fare vedere poco fa il ponte Capodarso, proprio per capire le alterazioni che subiscono questi ponti. Dall'alto non si può vedere, quando scendi sotto e ti rendi conto di questa struttura e che sopra è stato coperto dalle nuove strutture in cemento armato ed allargato, poi probabilmente qui siamo nella seconda metà del secondo secolo a.C. Poi ora vedrete quando parliamo dell'altro ponte romano, se andiamo avanti. E qui è il percorso che si percorre ancora tranquillamente, e qui vedete la via selciata, qui è ancora tagliata e selciata, e poi si passava, e questo è tracciato proprio su Capo Calavan, e si passava sotto qua, veniva utilizzato questo passaggio perché la spiaggia era molto più larga, e ci sono proprio delle foto al municipio di Gioiosa Marea
quando la spiaggia era più larga di 50 metri, ha subito sempre questi spostamenti, e anche in alcuni documenti conservati all'archivio di Patti si parla proprio di questa via, si individua anche attraverso questi documenti. Quindi qui vedete, oggi chiaramente abbandonata, è un sentiero che si può percorrere, però è una strada larga circa 3 metri che consentiva tranquillamente il passaggio di due, quando si incrociavano anche due muli carichi. Prego. Proseguiva in questa parte la via e poi passava in questa maniera verso Brolo, dove esisteva il ponte di San Giuliano. Questo ponte abbiamo solo documenti, anche questo è scomparso totalmente. Comunque era più all'interno rispetto a Brolo, perché appena poteva si staccava la via. Sì, prego, puoi andare avanti. E poi puntava sul Capo d'Orlando in questa maniera e non entrava a Capo d'Orlando, ma restava staccata, per poi proseguire sempre staccata dalla costa, prego, andando verso il ponte di Zappulla, di cui abbiamo sempre documentazione, e qui abbiamo anche qualche documentazione grafica, però abbattuto. Io ho foto, poi nel libro saranno presentato, ponti che sono stati fortunatamente fotografati ed anche misurati e poi abbattuti negli anni 60, specialmente al Dittaino, ricordo la volta di Dittaino, la volta della Monaca, oppure Giovan Battista Condorelli mi chiamò alcuni anni fa, dice: ho trovato un residuo. Giovan Battista Condorelli è lì davanti, poi vi parlerà dopo, un'altra persone coinvolte nei miei giri, mi chiamò: ho trovato un ponte, penso di origine romana, nel letto del Simeto. Siamo andati a vedere e c'era ancora il tronco, cioè letteralmente abbiamo il pilone e c'era l'inizio della volta, il resto tagliato e abbattuto quando fecero le arginature del Simeto. Cioè, tanti ponti sono stati distrutti così, forse molti conoscete il ponte di Troina, al lato c'era il ponte di Sant'Angilella a circa 100 metri che fu abbattuto intorno al 68-69 per costruire l'arginatura. Altrettanto vale per il ponte a Birgi, il ponte romano di Birgi. Cioè di ponti ne avremmo ancora di più presenti, ma tanti sono stati distrutti con una noncuranza assoluta, anche specialmente fra l'indifferenza totale delle sovrintendenze, proprio non gliene ha fregato nulla. Se andiamo ritorniamo, scusate, un attimo indietro, qua c'è il ponte romano, siamo a Torre Nova. Ora se vai avanti, ecco il ponte romano, guardate bene questa parte qua. Qui forse purtroppo non rendono bene le immagini, ma se avete mente locale, se volete posso ritornare indietro, con l'altro ponte trovato a Gioiosa, sono fratelli. Se poi ritornare di 3-4, ritorniamo al ponte di Gioiosa, il ponte precedente, ecco qua, vedete, specialmente guardate qui questo attacco, questa parte. Se riandiamo ora al ponte romano, ecco qua, guardate, vedete qui, e quindi hanno una stessa struttura e hanno la stessa larghezza. Questo è semplicemente l'arcata iniziale di un ponte forse a 5 campate, io ritengo, perché la lunghezza fa presupporre questo e la conoscenza degli altri ponti che esistono su questa via mi induce a pensare che potesse essere a 5 campate. Se andiamo avanti ancora, qui stiamo andando verso Santa Agata dei Militelli e qui c'è il solito diverticolo, per quello che ho chiamato Ponte Rosmarino I, perché esiste il Ponte Rosmarino II. Questo diverticolo perché al solito se il tempo era buono si passava di qua, se pioveva si doveva per necessariamente ritornare indietro. Lo troveremo anche sul Ponte Rigeri questo e così via, no? Era una tipica maniera di tracciare la strada.
Questo ponte rosmarino, ecco qua, sono le foto di Costantino sempre, lui ha fatto veramente un lavoro eccellente anche di rilievo. Oggi mi spiegava che avevano lavorato con il teodolite per poter fare questi rilievi quando è la sua tesi di laurea, e questo è un'unica arcata a sesto ribassato che lo fa porre a cavallo tra il primo e il secondo secolo. È forse l'unico ponte romano che ho trovato fino ad ora a sesto ribassato. No, forse c'è qualche altra cosa, ma ancora da approfondire certi studi. E ecco, il fatto che sia ribassato lo fa porre già in un'età molto più avanzata dell'impero, quando le tecniche costruttive erano decisamente migliorate. E se andiamo avanti, qui si può cominciare a fare un nuovo succo, insomma, tiriamo altre conclusioni. L'itinerario Antonini parla che tra Tindariti e Agatino c'erano 38 miglia, confermate parzialmente la tavola putingheriana che parla di 29, in realtà siamo a 32,97, non ci siamo neanche questa volta. Se andiamo avanti, poi proseguendo si passava dal ponte Inganno, anche questo abbattuto in epoca borbonica, sostituito da un ponte nuovo, e abbiamo c'è sempre la documentazione anche grafica, ponte Inganno sul torrente Inganno, e questo è il diverticolo che portava qua, ma qua non si può passare a piedi, si è costretti per forza, la strada è proprio questa, si è costretti a allontanarsi dalla costa, si ripassa verso Acquedolci. Ad Acquedolci c'è la possibilità di scendere direttamente oppure di passare sul ponte Furiano, di cui possediamo al solito documentazione, ma non esiste più neanche questo, abbattuto in epoca borbonica, e era il diverticolo che portava in questa maniera. Se andiamo avanti ancora, poi portiamo verso Torre del Lauro. Qui chi ha presente la via nazionale sa che proprio tutta questa parte, la nazionale, corre sopra un viadotto, perché sono delle zone che non si prestano ad essere utilizzate per la viabilità, e infatti le antiche trazzere erano più interne rispetto a questa parte e il passaggio era su questo lato, poi rientrava di nuovo sulla costa, se puoi ritornare indietro, scusami Luciano, ha un percorso sempre un po' tortuoso, non segue quella che è la via costiera, perché la via costiera risale a periodo dopo il 1834, poi qui rientrava dentro e punta sul ponte Grimodi, che ripeto sono andato a vedere venendo qui con Filippo Sciara. Purtroppo è stato stravolto tutto, proprio stravolto, non si riesce più a riconoscere granché, però il conforto era che in questo punto passava appunto la reggia trazzera per San Fratello, che praticamente poi da qui si biforcava e puntava verso l'interno. Andando avanti, questo è il Grimodi, e si andava a Caronia, e qui è il ponte di Caronia. Come vedete il passaggio è completamente all'interno, non segue assolutamente la linea costiera, perché ci sono estreme difficoltà a passare, e poi doveva servire la città. E qui è il ponte di Caronia, che ora vediamo andando avanti. Ecco, sempre le foto e il rilievo di Costantino, una bella costruzione oggettivamente, ed è il ponte con due arcate uguali ed una centrale ben più ampia. Si ripete questo anche per altri ponti sempre della via Valeria. Se andiamo avanti, ecco qua, cominciamo, qualche analogia costruttiva che comincia a uscire fuori. Come vedete la tipologia del ponte di Caronia e di Rigeli sono abbastanza comuni in tutto il mondo romano, e dovremmo essere seconda metà del primo secolo a.C., perché sotto Augusto ci fu un incredibile incremento di costruzioni in tutto l'impero, e ovviamente la Sicilia non poteva che essere coinvolta in questo, e qui sono molto analoghe le tipologie costruttive, anche se la forma è diversa, perché qui sono tre arcate di cui la centrale è diseguale, qui
è un ponte un po' anomalo con due arcate così, però la tipologia costruttiva è decisamente simile e per giunta sono molto legati a degli esempi che si trovano un po' in tutto l'impero. Io ho dovuto fare confronti con centinaia se non migliaia di ponti pubblicati specialmente da Vittorio Galeazzo, professore a Venezia, con cui sono anche in contatto, mi ha dato suggerimenti, mi ha dato idee, confronti eccetera, e quindi sono in grado di poter dire che siamo all'incirca lì. E questo, no, se ritorni un attimo indietro, qui siamo nella Madonna di Altofonte di Balestrate e il Ponte Pollina qui al lato, e anche questi che hanno delle tipologie similari si possono fare risalire tranquillamente al I secolo. Qui è un po' più difficile individuare meglio il periodo, però proprio ci sono anche, tutti e quattro hanno qualche cosa di comune assieme, cioè la tecnica costruttiva è similare. Prego. E qui possiamo vedere anche se funzionano le misure: 20 miglia da uno, 20 dall'altro, la distanza è 16 e 27. Anche qui non risulta niente. Ora siamo a Santo Stefano di Camastra e qua si divideva in due parti il percorso. La parte piuttosto contorta per scendere in basso quando non pioveva o altro, e il ponte che oggi è stato sostituito dal ponte nuovo, chiaro, fa presupporre un ponte vecchio, un ponte nuovo, è stato sostituito sempre in opera in periodo borbonico. Qui sopra c'è il grande ponte dell'autostrada che copre un po' tutto, e questo era il percorso. Sono abbastanza similari, non differiscono granché l'uno all'altro, ma come vedete siamo sempre staccati rispetto alla costa. Se andiamo avanti, ora andiamo verso Tusa. A un certo momento questo è il grande diverticolo del ponte di Rigeri che porta verso Alesa, e qui è il solito percorso più veloce, e il ponte Rigeri è molto internato di 3 miglia per due scelte: uno perché serviva la città di Alesa, ma soprattutto perché era l'unico punto in cui si poteva costruire, cioè nelle 3 miglia che vanno da qui a qua sotto non c'è possibilità di fondare perché è troppo largo il letto del fiume, non dà certezza di fondazione, e quindi deve essere messo nel punto in cui c'è la certezza e il punto più stretto. Costruire un ponte, considerate che era un'opera colossale per l'epoca, non era come oggi che tutto sommato costa, è difficile. Pensate 2000 e passanni fa, quindi non vi meravigliate quando trovate proprio totalmente lontani dalla costa, perché è un problema tecnico, puramente tecnico. Qui c'è il ponte, no, se poi ritornare indietro, il ponte Rigeri, abbastanza famoso, ora lo vedremo. Poco più là c'era il ponte di Tusa, di cui forse esistono ancora qualche traccia, ma non è un discorso facile. L'ho potuto vedere solo in una certa maniera e devo andare sul posto per verificare meglio queste tracce. Però questo era il passaggio che scendeva così verso il ponte Cicero che porta a Castel di Tusa. Quindi questo è tutto un grande diverticolo legato, vi ho spiegato, a fatti tecnici, mentre qui riesce a seguire meglio la costa, ma come vedete sempre con un percorso tortuoso e anche staccato, riesce a avvicinarsi alla costa solo in alcuni punti. Prego Luciano. Ecco il ponte Rigeri, sempre fatto da Costantino questo lavoro, belle foto, è un bel ponte, qui c'è una gran bella pietra, peccato che non rende purtroppo oggi questa cosa, e il ponte, come avete visto, l'avevo poco fa individuato per mostrarvi delle analogie. Possiamo andare avanti, proseguiamo, ci interniamo perché qui la costa è difficile da passare, molto difficile, quindi si deve andare nell'interno fino ad arrivare al ponte di Pollina, dove esiste sempre la via più breve e un ritorno dentro al ponte di Pollina, di cui abbiamo dei resti. Era un ponte notevole, 7 arcate, e quindi un'opera di ingegneria
veramente importante, e questo vi fa capire anche l'intenzione romana di quando si costruiscono ponti simili, significa che si ha proprio voglia di investire veramente sul territorio. Prego, si possono andare avanti. Ecco quello che resta il ponte Ippolito, restaurato ultimamente. Qua si vede un'altra foto di sbiego, e se andiamo avanti, grazie. E anche qui cominciamo a tirare le prime conclusioni. L'itinerario parla di 26 miglia, la tavola di 12, la distanza reale è 14,58. Ci siamo né con l'uno né con l'altro. Prego. Qua poi proseguiamo, sempre internati, siamo sulla costa verso Cefalù, anche qui la ferrovia lo dice chiaramente perché passa gallerie, viadotti, gallerie, siamo internati. Passiamo al ponte Molini, di cui abbiamo solo documentazione. È internato anche questo, e c'è proprio un mulino al lato, si chiama Molini perché c'erano i mulini, solo questo possiamo sapere. Poi si passa da Sant'Ambrogio sempre con un percorso che si stacca dalla costa, fino ad arrivare al ponte Carbone, che è stato abbattuto e sostituito intorno alla fine del XVIII secolo da un ponte più moderno a 3 arcate, e si punta sul Cefalù all'interno, ed qua si va a finire a Cefalù. Poi si prosegue puntando verso il Campo Felice di Roccella, prego. E anche qui tiriamo le prime conclusioni. L'itinerario parla di 28 miglia, la tavola di 18, siamo a 17,46. Ok, allora qua rientra decisamente all'interno punta sul ponte Piletto, di cui abbiamo sempre documentazione, ma il ponte è stato riutilizzato. Vediamo come, se andiamo avanti. E là non l'ho messa la foto, praticamente il basamento è romano, è stato fatto un nuovo arco, penso a metà del XIX secolo, quindi la parte di sotto è romana, si vede perché la tecnica è quella. L'arco è totalmente nuovo, è un sesto ripassato nella prima metà dell'Ottocento. E se poi ritornare un attimo indietro, anche qui vedete che il ponte Piletto è lontano un paio di miglia dalla costa, perché era l'unico punto accettabile di attraversamento. Siamo sotto Lascari, è abbastanza contorno. Poi passiamo Campo Felice di Roccella, arriviamo praticamente al rettilineo di Bonfornello, il famoso Platal Caplorio. Non passava sul rettilineo, la strada era qui internata, fino ad arrivare al Ponte Grande sull'Imera. Si scendeva in questa maniera per arrivare al Ponte Grande, un ponte che ora vedremo qualche cosa, per poi da qui puntare verso Termini Imerese. Qua vedete il ponte della Meretrice. Questa è la ricostruzione teorica del Ponte Grande che ho potuto fare sulle foto che Franco Purpura scattò nel 1978, prima che, purtroppo vi ripeto ancora, per i lavori di costruzione dell'arginatura del fiume Imera nei pressi dello svincolo di Bonfornello, i piloni fossero abbattuti. Fortunatamente abbiamo questa documentazione fotografica fatta da Gianfranco Purpura, professore alla facoltà di giurisprudenza a Palermo, un appassionato, che anche lui mi ha aiutato in quello che ha potuto in queste cose. Il ponte era enorme, come vedete siamo 8 arcate, un ponte ho stimato una lunghezza di 285 metri, un'opera colossale, però penso che non dovesse più neanche esistere ai tempi di Drisi né questo, né il ponte di Pollina integro, perché altrimenti Idrissi non avrebbe parlato del più modesto ponte di Calatabiano, che tutto sommato è solo a 3 arcate. Non so chi ha presente Idrissi ne parla come in questo ponte si vede il genio di colui che costruì, eccetera eccetera, ma è un ponte, ripeto, ben più modesto, perché Pollina 7 arcate, e questo se ritorni indietro
8 arcate, deve essere proprio un'opera colossale. Anche le foto danno un'idea, io non ho voluto appesantire troppo di tutto questo, ma l'ho presentato l'anno scorso queste foto, non so se qualcuno si ricorda. E questo è il ponte invece della Meretrice, di cui abbiamo pochi resti, che però si vede che è di epoca romana, insomma, andando sul posto le cose si individuano, ed è un toponimo che si ritrova da altre parti, perché per esempio probabilmente sempre di epoca romana c'era il cosiddetto ponte della Bacascia sotto Vicari. È facile intuire che nei pressi deve esserci uno stabilimento adatto a determinate cose. Se andiamo avanti, queste sono le distanze che possiamo a questo punto tirare tra Cefalù e Termini: 24.000, 24 e 43, qua all'incirca prosegue. Se mettiamo ancora avanti, qui finisce il Valdemone e qui finisce